Ogni giorno è un bollettino di guerra, è un elenco lunghissimo di colpi tentati o andati a segno in tutto il territorio bassanese. Ladri sempre più sfrontati che non si fermano neppure quando vengono scoperti, come è successo in località Battistei al confine tra Tese sul Brenta e Cittadella. Mio figlio è venuto fuori fumandosi una cicca e così mi dice: papà, c'è qualcuno che sta saltando il cancello qua. Forse un cancello troppo alto da saltare, oppure qualcosa o qualcuno deve averli disturbati tanto da spingerli a cambiare obiettivo. Pochi metri più in là hanno trovato questa scala d'ingresso ad una villetta, movimenti che il signor Antonio ha osservato passo dopo passo. Vengo giù, mi metto qui sull'angolo della casa e vedo questa persona che è messa così sulla finestra. Quando ha visto il ladro? Ho preso una cosa in mano, Ma cosa ha preso? un coltello. Disgraziato, maledetto, ladro. Come ha fatto a saltare? Sì che qui è basso, ma è saltato sulla strada. Ha fatto il salto e è andato sulla strada. Ma roba da matti. E lei hanno spaccato la finestra, i miei cognati hanno spaccato tutto. Non è riuscito a entrare, per fortuna. Lei non ci ha pensato due volte, ha preso il coltello e l'ha rincorso. Cosa dovevo fare? E non è neanche a casa mia, però di mia cognata, lei è vedova, una cosa o l'altra, cos'è? Ora la preoccupazione è palpabile. Si ha paura. Prima non avevo paura perché non era mai successo, ma adesso che è successo ho paura. Ero qua, sopra da me qua, e vedo che è scappato, è stato un attimo proprio. Avevo un po' paura anche a me che sono da sola e d'altra parte cosa abbiamo a fare? Bisogna che mi chiudi dentro e ringraziando il Signore che mi viene dentro. Pochi minuti, il ladro che scappa si allontana rapidamente attraverso i campi nel buio della sera, ma la paura, quella non se ne va così velocemente, rimane, si evita anche di uscire di casa. La sera l'allarme tra i cittadini è crescente. Adesso ho qualche attacco d'ansia, questo sì. Resta, no? La paura. Sì, molta resta paura. Non poca, molta paura.